Buonasera a tutti, voglio è sempre Forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto il resto è sempre punnizio. Sant'Oriano, batti 5 te! Voglio oggi proprio, e mi ha fatto proprio così. A mitraglietta, mi ha fatto a capo la tonnella, come pummarulelle San Marzano, mamma mia, e credo. Mamma mia, troppo bello, troppo. Sto godendo come un capriolo in butto. Ma spiego pure perché un capriolo, che significa questo capriolo imbuttunato. Allora, un capriolo imbuttunato è che un capriolo che quando si fa che l'immagnato esagerato sta tutto abbuffato. Sto godendo come chi un capriolo imbuttunato. A città mi fa da capo la donna con me pummarulelle di San Marzano e Sicuriano, Sant'Oriano e batti 5. Mamma mia, ma lui, ecco, mo ci ho fatto. In Napoli queste sono le partite che alla fine le deve disputare così, perché purtroppo ci siamo svegliati molto ma molto tardi. L'abbiamo capito molto ma molto tardi, perché sinceramente così vanno affrontati questi squadretti, perché a San Barò è una squadretta, a confronto a noi è una squadretta, e stasera e oggi l'abbiamo dimostrato. Un gigante e a lui poi volevo dire un'altra cosa, che la chiave che non mi merde Mustafa, si chiama Mustafi, ma io chiamo Mustafa, e morì, veramente morì, non so perché morì, ma come si fa a fare un fallo di quella maniera, che non è questo è cattiveria gratuita, quello era un fallo di espulsione. Hai capito? Perché tu stivi accusando, perché ha fatto l'autore, stai perdendo, batti 5, stai perdendo, e tu hai pigliato qua musica, che sei cattiveria, perciò è morì, senza sconto, è morì, subito, proprio. Ma come si fa? Speriamo che il nostro Amsic non è niente di grave. A proposito di Amsic, oggi è andato anche al gol, grande Amsic. Ma io lo amo troppo assai Amsic, chi li amore mio, Amsic, guai a chi mi do, ma ha fatto fallo sto Mustafa, ci ha pigliato di là, ma ne pigliò, e quando chi t'ha morto ce l'ha preso. Ma speriamo che non è niente di grave. Ma ritornando alla partita, ma domenica c'è l'ultima di campionato e ci stanno in merda. Ah no, nata a merda, che in merda ce ne stanno parecchi, ma questo è ancora nata a merda, di Roma, mamma mia. E lo giochiamo a porte chiuse, purtroppo, è brutto, perché l'ultima di campionato, giocando a porte chiuse, un po' è troppo brutto, l'ultima di campionato, però giustamente perché dobbiamo ringraziare al nostro grande Tosella, ma mandi un bacino, tu sei una grande lotta, tu hai capito che noi abbiamo stato colpiti noi e abbiamo diventato noi colpevoli, abbiamo stato colpiti noi e abbiamo diventato noi colpevoli, ma siamo mai pochi, c'erano 2 giornate, perciò sei una grande lotta. Grande, sì, una merda, uguale grande lotta, te voglio far capire, è così. Lui come si chiama, abbiamo stato colpito noi, niente di meno siamo stati proprio noi, stiamo pagando noi e pena. Ma come si fa, no, è assurdo, proprio perché giustamente, un casino che è successo. Ma voglio capire una cosa, anzi voglio dire una cosa,
perché questi sono messaggi che effettivamente neanche a farlo apposta, era un pensiero che io avevo e me l'ho fatto, poi per motivi miei di tempo non ho fatto il video, però lo dico adesso. Voglio capire una cosa, ma per quale motivo ci hanno fatto fare 4 km a per agli ultras? Da una via che viene sempre chiusa, per sicurezza, viene sempre chiusa. O Stato, dove stava? Allora, e forze dell'ordine, a Rusteve, perché non ci ha scurtato che pullman? Perché era tutto organizzato. Allora aveva ragione, amico mio Mauri, che mando un bacione a Mauri, è un amico tifosissimo del Napoli, amo Napoli come a me, se va bene il trasferto, sta sempre a San Paolo, io non sento, is sì, perciò manca a farlo apposta, ho visto un suo video che dopo i miei saluti vi faccio vedere, c'ha il mio stesso identico pensiero, ma anticipato su. L'hanno intervistato in una rete privata e dice la stessa cosa. Come mai non è stato scortato il nostro pullman? Come mai? Ma ti spiega come mai? Mi rivolgo allo Stato italiano. Come mai? Per quale motivo non è stato scortato? Noi che ci facevamo da quella via che bene sempre chiusa? Arrostevano i poliziotti. Perché ci ha rimasto solo a noi? Perché era tutto organizzato, a questo punto sì, era tutto organizzato, che sta aspettavamo? Allora, lo Stato ha fallito e a noi ci sta scaricando il colpo, questo è il problema. Lo Stato quella sera là ha fallito, fallimento totale, perché lo sapevate bene, non tanti tifosi di tra Napoli e Fiorentina, sì ci sta un po' di ruggine, ok, ci sta, però sapevate bene che la finale si faceva a Roma, sapevate bene che l'odio che c'è calcistico e qualcuno lo va anche a personalizzare, c'è sta tra Napoli e Roma. Noi da quella via là che aveva romane chiuse, che ci faceva? Qualcuno mi stava a dire come mai i pullman non sono stati scurtati, non ci stavano vedendo i cristiani, come mai? Ma noi abbiamo fatto vittima, noi abbiamo essere incolpati, lo Stato è falluto e noi teniamo il colpa, perciò mi facete schifo, e infatti per colpa vostra, la colpa è sulla vostra colpa. Ci hanno sparato, è sempre in TV e spero che il Signore ci lo faccia un panatoto insieme a noi. Sempre per sempre, a fare un pan insieme a noi. Per colpa vostra, 2 giornate di squalifico San Paolo, sempre per colpa dello Stato, sempre per colpa vostra stiamo pagando noi e per che non sono il nostro. Questo è il problema. Perciò a me è la tanta rabbia. Oggi faccio dritto, godo come un capriolo imbuttunato, godo, però non si fa così. Noi vogliamo rispetto, noi esigiamo rispetto, basta, mi sono stancato. Qualche volta facciamo una bella manifestazione, sempre pacifica, perché sono sempre per la pace. Venimmo fino a sotto palazzo, alla Roma. Chi mi ama mi segue, venimmo fino a sotto palazzo, facemmo un casino che uno anche può immaginare, perché c'è da rispettare. Io al momento non mi sento italiano, perciò dopo vi ripeto, ma vi faccio vedere il video del mio amico Mauri, che saluto con forte forza a Mauri, un bacione, spartatelo, vi rago come no. Niente raga, io adesso vi saluto, mi godo questa vittoria, però che sta alle valigie. Lo Stato, dove stava? Lo Stato ha falluto e noi teniamo il mo ascoltatevi il video, perché Mauri c'ha il mio stesso identico pensiero, mi anticipò, il pensiero mio era chi? Io per tempo non ho fatto il video, ma se no
è la stessa cosa. Oh Stato, quella sera là, dove stavo? Perché c'era rimasto solo? Era tutto organizzato. A questo punto sì, devo immaginare che è così. Perciò, voi avete fallito ma non va pigliato. Siete delle merde, questo è un problema. Poi un bacione forte forte, è sempre e solo Forza Napoli, sempre, comunque e dovunque, perché tutto questo è sì che merda. Ciao, guardatevi il video, io vi saluto, ciao belli e Forza Napoli. Viene ripreso oppure? Viene ripreso? No, vabbè, sono persone affidate. Per questo no, hai capito? C'è i requisiti cose, quando dovessi venire tagliati, io paura non taglia nessuno, sono fatto loro. Perché lei è qua oggi e qual è il senso di questa piazza della gente che sta qua? Allora, la prima cosa io mi chiamo Maurizio Paluzzo, Maui. Allora io sto qua in mezzo, sto con mia moglie e mia figlia, non so dove stanno. E mi sento da napoletano offeso, distrutto moralmente per quello che stanno facendo contro i napoletani, contro di noi, contro a Massimiliano e contro la gente. Perché è assurdo quello che stanno facendo, la cosa mediatica. Qui c'è sta una persona, un animale che ha sparato e nessuno si prende le responsabilità e le colpe. Io voglio dire una cosa, Stato italiano, prefetto, questore, perché dove stavate voi? Chi ha deciso di far andare quei pullman, quelle macchine su quella strada? Lo sapevate che cosa c'era? Io so che quando c'è il derby Roma-Lazio quella strada è chiusa. Perché stava aperta? Mi fate capire che in effetti l'avete fatto apposta. La scorta poi dove stava? Io sono arrivato a Roma, a Roma Sud alle 8:30, 9:20, avevo bambini, donne nel pullman, ho chiesto la scorta, mi hanno detto non potevano fare niente. Sono passato dentro Roma con la paura addosso, i bambini piangevano, volevano tornare a casa. Perché non dite la verità? La colpa di chi è? Se Ciro sta in fin di vita, la colpa è dello Stato e nessuno si prende le responsabilità. Poi voglio dire un'altra cosa, i famosi cantanti di Napoli, gli attori, gli artisti che vengono a predicano Napoli e poi se ne vanno a vivere a Roma. Quando iniziate a difenderci? Ve ne siete andati? Gigi D'Alessio, Sofia Loren, Nino Daggio mi hanno detto che ha parlato, ma io parlo in generale, non parlo di questi qua, io parlo di Tupino, di Daniele Pu, cioè quando parlate? Ci dobbiamo difendere noi? Io non sono nessuno, non conto. Io spero che questa registrazione va in onda, come andate in onda quell'altro farabutto di Roma, quello che ha detto che ha fatto bene a sparare De Santis, è una vergogna. Comunque a Napoli si dice un napolitano si fa sic ma non muore. Forza Napoli e forza i napoletani, rispetto per noi! Bravo Maui! Ma voglio vedere che succede.